Benvenuti, oggi è giovedì 10 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:34 e tramonta alle 19:29. La luna si leva alle 17:20 e cala alle 5:21. Oggi è San Terenzio. Il nome Terenzio deriva dall'antico sabino terentum, con il significato di delicato e tenero. Potrebbe anche derivare dal latino ed essere legato al nome della città di Taranto. La giornata mondiale dell'omeopatia segna l'anniversario della nascita di Samuel Hahnemann, pioniere della medicina omeopatica. Per commemorare questa giornata, l'Associazione Medica Italiana lancia Stiamo Bene Naturalmente, offrendo check-up gratuiti per promuovere un approccio alla salute che valorizza le difese naturali e sottolinea l'importanza di uno stile di vita sano e di una prevenzione consapevole. Angelina Mango, erede di una grande tradizione musicale, celebra oggi i suoi 24 anni. Dopo aver brillato ad Amici e conquistato il disco d'oro con il suo EP, ha trionfato al Festival di Sanremo con La Noia, guadagnandosi il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. La sua vittoria a Sanremo, la prima di una donna dal 2014, le è valsa anche i prestigiosi premi Lucio Dalla e Giancarlo Bigazzi. Luca Telese festeggia oggi 55 anni. Ha iniziato la sua carriera giornalistica ne Il Messaggero nel 1989, anno della caduta del muro di Berlino, facendosi strada nel mondo del giornalismo. Ha collaborato con importanti testate come Il Foglio e Panorama, fino ad arrivare al Corriere della Sera e Vanity Fair. Dal 2009 è al Fatto Quotidiano, è noto anche per la sua presenza in TV in programmi come Matrix e In Onda sulla 7. Nancy Brilli oggi festeggia 61 anni. La sua avventura nel mondo del cinema inizia grazie a Vittoria Squitieri, che la porta a debuttare nel film Claretta nel 1984. Successivamente lavora ancora sotto la regia di Pasquale Squitieri in Naso di Cane. Il suo matrimonio con l'attore Massimo Ghini avviene nel 1987, dopo essersi conosciuti sul set. Nel 1988 Nancy recita in Compagni di scuola di Carlo Verdone. La sua carriera prosegue con ruoli in fiction e film come Ex e Maschi contro Femmine. Il 10 aprile 1847 nasceva Joseph Pulitzer, giornalista, editore e politico ungherese. Immigrato negli Stati Uniti, divenne famoso giornalista ed editore. A sua memoria e per sua volontà è stato istituito un premio, il Premio Pulitzer, il più importante nel campo giornalistico, assegnato per la prima volta nel 1917, secondo le volontà lasciate dal giornalista scomparso pochi anni prima. Ma anche la Luna ruota come la Terra? La risposta è sì. La Luna ruota attorno al proprio asse in senso antiorario, impiegando lo stesso tempo necessario per compiere un'orbita attorno alla Terra. Per questo ne vediamo sempre la stessa faccia. Al pari della Terra, che è sempre un lato in cui è giorno e uno in cui è notte, la Luna è sempre per metà illuminata, ma la parte visibile dalla Terra cambia con il moto del satellite. Buongiorno ai 12. Oggi ancora la Luna in Vergine tenterà coraggiosamente di rendere lineari alcuni processi logici. Vediamo se ci riuscirà con i segni zodiacali. Ariete, ben poco potrà questa Luna in Vergine contro il vostro istinto amatorio, che sembra felicemente settarsi su qualcosa di più marino, di più sentimentale. Per quanto la logica vi dice di stare attenti, voi seguirete l'istinto. Toro, a proposito di istinti, in questo momento più che seguire l'istinto siete molto più morbidi, proprio perché l'accordo di Venere e Saturno vi fa sentire al sicuro e solidi, ma anche parte che contribuisce con passione alla vostra realizzazione.
Gemelli, la giornata di oggi prevede la Luna in quadratura a Giove, ma in sestile al Sole, per cui probabilmente sapete che state agendo per il meglio. Di fondo però vi state chiedendo se le vostre decisioni e le vostre azioni possono collidere con la sensibilità altrui, forse una crisi di coscienza doverosa. Cancro, giornata oggi molto particolare visto che Marte, il vostro ospite, riceve più aspetti sia da Saturno che da Venere, ma anche da Urano. Per cui oggi ancora una volta deciderete per voi, soprattutto facendo una buona media tra sentimenti e lavoro. Per il lavoro è un momento d'oro, per cui sfruttate bene le occasioni e accettate una proposta. Leone. La giornata di oggi è una giornata che vede la Luna ancora insistere su un'organizzazione pratica. Molti di voi dovranno gestire al meglio le risorse e pianificare una serie di date per tutto ciò che c'è da fare. Inoltre Nettuno sta cominciando a farvi desiderare di viaggiare quanto prima. Vergine, Luna oggi protagonista nei vostri gradi, una Luna che quadra a Giove e inizia vagamente a discutere con Venere. Tutta una serie di cose che non accettate e che non vanno e che probabilmente dovrete rivedere. Molto probabilmente, soprattutto al lavoro, dovrete mettere i puntini sulle i e farvi rispettare, come anche in amore. Forse ora è il caso di ricevere. Bilancia, la giornata di oggi porta una luna curiosa, un po' chiacchierina, un po' che vi fa fare i conti con un'intuizione che avete da tempo ma che ancora non siete riusciti a esplicare come vorreste. Provate a essere più coraggiosi e soprattutto a fidarvi delle vostre emozioni ed intuito. Scorpione, quanto a intuito non vi batte nessuno e la luna di oggi è una luna molto amica che vi farà trovare conferma nell'entourage lavorativo e in quello anche affettivo. Oggi porta bene lavorare in squadra ed avere dei progetti comuni. Sagittario, giornata oggi con una luna di quadratura che rende l'umore un pochino statico. In questi casi sarà utile gestire un po' meglio la vostra attitudine fisica e lanciarvi in un qualche passatempo sportivo. Probabilmente oggi avete bisogno di approvazione più che mai. Dalla famiglia arriva un aiuto emotivo molto importante. Capricorno, luna in trigono, bellissima perché vi risolleva dai vostri dubbi, anche con l'accordo di Venere vi fa pensare che in amore è tutto tranquillo, quindi vi sentite più solidi. Saranno favoriti gli incontri d'affari che vi portano un po' più lontano dalla solita routine. Acquario, giornata oggi che prevede una certa meccanicità, dovete programmare bene alcune cose, qualche progetto ambizioso che vi riuscirà bene. Però dovete essere un po' più costanti e avere un po' meno digressione e curare un poco meglio la salute. Pesci, giornata oggi che vede la luna in opposizione, una luna che vi porta a vedere le cose in una prospettiva diversa e che vi chiede di essere chiari con i vostri referenti al lavoro, chiarendo quello che secondo voi non va o andrebbe rivisitato. Più di 50 anni dallo scioglimento più doloroso della storia della musica. Fu Paul McCartney il 10 aprile del 1970 ad apporre la parola fine al mito dei Fab Four. Con metodo inusuale, una auto-intervista realizzata attraverso la sua casa discografica, la Apple, in cui Sir Paul rispondeva ad alcune domande sul suo imminente primo album da solista. Piove sul bagnato, lacrime su sangue, sangue su lacrime. È Giovanni Pascoli che scrive per primo l'espressione piove sul bagnato. Nella mente del poeta c'era l'urgenza di esprimere che le disgrazie non vengono mai da sole, ma sono accompagnate da altre. La frase nel tempo è entrata nel linguaggio comune ed è oggi utilizzata anche per indicare il suo esatto contrario. Le fortune capitano solo a chi è già fortunato. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Glenn Gould si rivela già da adolescente un talento eccezionale al pianoforte ed entra a far parte dell'Orchestra Sinfonica di Toronto a soli 14 anni. La sua carriera fu caratterizzata da interpretazioni rivoluzionarie, soprattutto delle opere di Bach. Aveva qualche eccentricità, come il canticchiare durante le esibizioni e usare uno sgabello basso adatto solo ad un bambino. Decise di abbandonare i concerti dal vivo nel 1964 a 32 anni per dedicarsi alle registrazioni in studio, cercando la perfezione. La sua interpretazione del preludio e fuga in Do di Bach fu scelta dalla NASA per il disco della Voyager 1 e fu inviata nello spazio. Ci salutiamo con la frase del giorno. Può darsi che non siate responsabili per le situazioni in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Grazie per essere stati con noi. Oggi proviamo ad allenare la nostra coscienza critica e valutiamo quanto la nostra presa di posizione possa aiutare qualcuno che si trova in difficoltà. Come sempre, appuntamento a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.